nazi un giorno l'hanno catturato e come un cane l'hanno fucilato. Per il momento siamo solo in 30, facciamo azioni rapide a sorpresa. Nelle montagne noi scendiamo a valle, con i nazisti aspra la contesa. Vogliamo liberare la nostra terra dallo straniero che ci fa la guerra contro le truppe nere dei nazisti, assassini, compari dei fascisti. Mi son svegliato una mattina, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi son svegliato una mattina e ho trovato l'invaso. Fumo ora il nostro comandante, che degli alpini era un tenente. Sul territorio noi siamo conosciuti, ci dà una mano tanta brava gente. Siamo ragazzi coraggiosi e belli, ci scuote la giustizia anche i capelli. Lottiamo per questa cosa impertinente che si chiama libertà. Fischia il vento, infuria la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare a conquistare la nostra primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Siamo diventati presto più di 100, ci son perfino inglesi e marinai. Due ragazze che sono un portento, mitra in mano già procura un guai. Sappiamo che ci può cogliere la morte, le spie fasciste sono sempre forte, ma la ragione abbatte mille porte. Noi lottiamo per la libertà. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Siamo il battaglione Ghirlanda, siamo giovani di buona volontà. Sia chiaro a tutti e questa è la faccenda, noi combattiamo per la libertà. Sapevano che da Strigno era partito Egenbart con 13 del CST. Egenbart è un altro maresciallo tedesco, e sono arrivati lassù. Prima sono andati per passare la notte al Pisto degli Uccelli, che era stato bruciato nell'ottobre del 44, sono andati a Piancavalli a passare la notte e sono venuti quassù. Da lassù, guardate che il Maga Valarica di sopra è lassù, oltre quegli abeti. Gli abeti qui erano pesarelli, erano impianti nuovi. Non ce n'era neanche così tanti, presumo. Fatto sta che da lassù
vedevano e qualcuno, ma gli è stati matti a mettersi proprio qua, farsi, da lassù hanno visto appoggiati degli sci e hanno visto le impronte, i passaggi nella neve, per cui è stata fatta. Per far festa, che il 19 mattina è arrivato finalmente Celestino Marighetto con la scarpa a mano, col piede gonfio sanguinante, hanno ammazzato quella pecora che si trasinavano da tutto l'inverno. L'avevano pagata però con un buono, non l'avevano rubata, l'avevano comprata con un buono giù a Ronco Cagnari e l'hanno. Immaginate che buona, anche perché con la fame guardate, era tutto buono. La Ora ha fatto i gnocchi una volta solo di farina bianca e la neve sciolta per far coso, e erano pane da biliardo, ma ha detto non ha mai mangiato un pranzo così buono. Fatto sta che gli ho fatto in bastino in boccon, in pastino in baccon, fatto una polentina. Boldo Giulio, che nel salire negli strappazzi da correre aveva un assesso alla... è stata anche una sua fortuna, perché veniva fuori, si metteva su neve, sfrediva la polenta tra le mani e intanto guardava lui, è uscito la testa e aveva al collo il binocolo che aveva avuto da Mario Faso. La terza volta che è uscito ha visto più abeti di quello che aveva visto prima, punta agli occhiali, Madonna, arriva i tedeschi, corre dentro, oh, arriva il tedesco, Bruno Mastelli, lo studente di 21 anni di architettura, allora, dai, sempre qui a rompere la prete, per fortuna gli mandà un colpo di coso che arriva un po' di carazza sulla polenta, allora gli ha capito la vera. Allora è successo il patatrac, perché quella mattina che è arrivato Celestino Marighetto con la gamba inservibile, l'unico che aveva gli sci con altri due efficienti, perché quelli di Ora gli era legati col Fidefer, perché lui le aveva detto prima del pranzo a Ora, guarda che mi stacco i miei attacchi e tacco sui tossini, tanto mi non può usarli. Aveva staccato, era il Markel, non per fare reclamo alla vita ormai vecchia, era il meglio che era allora, e che era riuscito a caricare uno, tanto veniva l'ora di disnare. Quando che sta il parapiglia, inservibili gli sci di Celestino, inservibili quelli di Ora, Celestino Marighetto è corso probabilmente da quella parte col mitra, si è tuffato nella neve e ha cominciato a sparare per tenere lontani i nostri trentini del CST. E intanto cosa hanno fatto? Ora e Raul, Rino, Tiziani di Lamont, sono messi a correre come matti sul sentiero tagliato nella neve alta. Guardate che c'era un muro di 1,60 m dalle parti, da quella parte, e intanto ha avuto tempo di allontanarsi. Boldo Giulio e Romolo Bellotto li hanno accompagnati un po' sotto con i sci, gli hanno detto in caso di bisogno, però con i sci nel bosco sono arrivati magari 200 metri in giù, non si sono accorti di niente. I due Giacinto Gaio, Martorell, nome di battaglia, e Achille Mastel, no, Bruno Mastel, Achille, nome di battaglia, gli è nato da Sbrega Ballon verso i Belotti. Due tedeschi hanno seguito loro, gli altri hanno seguito i due che correvano a piedi. Quando sono arrivati oltre il Col del Toc, tutti e due insieme hanno fatto un tuffo oltre il muro di neve e sono saliti ognuno su un abete. Ora ha preso il primo che trovava, l'altro è riuscito ad andare più in dentro. Passano i nostri, l'ultimo, sparato su,
chiamato di ritorno gli altri, guarda che su un fagotto rosso, aveva la maglia rossa, non bianca, uno dice bianca, non rossa, ma anche chi poi l'ha messo nella bara ha dichiarato che era uno di Lamon, che è morto, un anziano di Lamon, era rossa la maglia, perché se no non l'avrebbero vista su nel bianco. Chiamato di ritorno tutti, l'hanno punzecchiata per sapere dove è andato, non i partigiani perché avevano visto dove erano andati gli altri, ma l'altro suo compagno. Lei si è rifiutata di parlare, Egenbart furbo ha dato l'ordine a un nostro connazionale, un certo Mario Rocca di Cavalese, di ucciderla. Lui l'ha uccisa e sono andati via. Dopo un paio d'ore è sceso anche l'altro dall'abete, dopo che è tutto sparito, la coperta di neve, perché allora, perché non fosse fatta scempio degli animali, perché c'era anche la lince, mi dicevano a quel tempo, che girava, oltre a quello. La coperta, il giorno dopo un gruppo di 4 persone di Pugnai, 2 sono andati a rifugio Crosetta a preparare la bara, 2 sono venuti su da Gramolir e sono andati su, guardate che deve essere una roba tremenda, avevano detto che non ha mai fatto una fatica compagna, hanno trovato ora per caso, perché avanzava fuori una ciocca di capelli dalla neve. L'hanno caricata, hanno tagliato 2 rami di abete legati insieme, l'hanno legata su e l'hanno tirata a rifugio Crosetta. E così è finita la storia. E noi siamo qui a come... C'è un nipote di... Come? C'è un nipote qua. C'è un nipote? Certo. Ce ne sono 3-4 qua. Uno qua, uno là, gli altri di là. Il nipote di Ora, Mavara. Quindi voi la storia la sapete meglio di me. Meglio. Conosciamo E anche meglio. Li conosciamo anche voi, dai. Io sono figlio della Giacomina, sorella di Ora. Ho vissuto con mio eccessivo per 16 anni. Quanti hai? Ed arriviamo all'episodio per cui siamo oggi presenti, cioè il giorno in cui l'incursione dei trentini del GST, per la verità, comandati dal capitano Egenbart, hanno fatto irruzione nella Manica qua, è successo quello che sappiamo. Dalla nebbia sono spuntati nazisti e fascisti fino ai denti armati, forse troppo tardi, li abbiamo visti e in fretta e furia siamo scappati, certo una spia ci ha tradito. Ora e Raul sono rimasti appiedati senza vicini, non puoi andare lontano, fai presto, vedi, sono quasi arrivati sopra gli abiti, dobbiamo salire con questa nebbia e un po' di fortuna passano oltre e ci siamo salvati. Capitano Egenbart li comandava, la belva umana che si vantava che in Russia i bambini per aria lanciava e poi con la pistola al volo gli sparava. Ma l'ultimo in fila ha visto ora appesa ed ha chiamato il maresciallo Rocca, fascista trentino del CST, che ha dato fiato alla sua sporca bocca.
guarda là sopra, sembra una loca, dai scendi svelta che ti interroghiamo, con le buone o le cattive, parlare ti tocca. Piantatevi pure le vostre racchette, spingetele a fondo sotto la giacca, bucatevi pure la pancia ed il petto e forse a ogni vacca io griderò, ma non parlerò. Sparatemi pure, ma non parlerò. I miei compagni non li tradirò. Sparatemi addosso, sparatemi in faccia, spezzatemi pure le gambe e le braccia, ma non parlerò. Also, Maréchal Rocca, Feuer, Feuer, habe ich gesagt. Feuer jetzt, sofort. E quando quello davvero ha sparato, a me negli occhi è rimasto impigliato il colore delle foglie d'abete di faggio, le dita gelate del cielo velato hanno accarezzato. Del sole ho bevuto il mio ultimo raggio, poi sangue dal naso ed in bocca la neve, mi son rannicchiata in quel manto lieve. Al vile nazista ho mostrato il coraggio, con la mia vita breve. Ed ho visto Raoul nel vento tra i rami, l'ho visto soltanto io. Abbiamo dato voce ad alcuni dei personaggi e immaginato, perché soltanto immaginare possiamo, non ne siamo certi, ma speriamo di essere andati vicini alla verità. Abbiamo immaginato che dicessero quello che pensano della situazione attuale, come vedono le cose, ma direi che conoscendo sia le loro azioni, sia i loro intenti, sia la loro inclinazione, non siamo andati troppo lontano. Ci scusiamo ancora per non aver
non essere riusciti a nominare tutti i partigiani che dà, ma sapete benissimo che sono più di 100, appunto, come dicevamo prima, e non era possibile fare l'elenco completo. Con altri te ammazzato al crepuscolo, ci hanno fracassato il cranio, le pallottole, per non parlar nessuno mosse un muscolo. Sui monti ho combattuto contro eserciti, nazi e di fascisti miserabili. La nostra lotta era giusta e logica, la libertà da rendere ad un popolo oppresso con violenza dai manipoli. E se fossimo ancora qui, io guiderei nelle piazze le proteste ed i cortei contro i soprusi del capitalismo che nel profitto ha il suo solo idealismo. Sono degna una ragazza giovane catturata sera dai germanici e torturata per 3 giorni tragici, morsa dal cane di uno psicopatico. Dalla mia bocca uscirono solo gemiti, non feci il nome del mio amore limpido e neanche dei compagni fieri e indomiti. E se il dolor sarà insopportabile, mi mozzerò la lingua con un morsico. E se fossi ancora qui, io salirei sopra i tetti come fossi il lago Rai, o in miniera con i sardi scenderei. La resistenza oggi è degli operai. L'Irlanda senza convenevoli, e emoji che sono colpevoli, quelli che lo sviluppano sui debiti, speculatori e affaristi tossici, potere delle banche, borse inutili. Non produco nulla se non ruggine, ma del lavoro sfruttano le rendite
ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 i cervelli rari, lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Tutti quelli che passeranno, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 e tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Ci fa piacere che abbiate capito, vorrei presentare il nostro piccolo gruppo, ci chiamiamo i Poesica, alla chitarra solista Massimo Giacomella, la voce solista Morena Roa, chitarra acustica Gianfranco Tonino. Parole e musica di Sergio Balestra. Buona parte delle musiche anche di Gianfranco Tonino. Gli UCD mi dicono che lo dobbiamo fare. È il cantiere, diciamo che è il cantiere. Bravi. Poesica.